Una partita totalmente diversa da quella casalinga con Marineo e al cospetto di una squadra molto forte, quindi sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi e in tutte e due le fasi hanno fatto bene, hanno avuto l'atteggiamento, l'aggressività che piace a me e certo il problema del gol c'è, non posso dire che hai torto perché il problema del gol c'è, ci stiamo lavorando, chiaramente gli attaccanti per primi ne soffrono di questa cosa, però non è un problema decisivo, l'importante è che la squadra abbia l'equilibrio giusto per affrontare il campionato, per il resto troveremo le soluzioni per fare qualche gol in più perché in effetti ce n'è bisogno. Giustamente la fiducia arriva solo con i gol, però per trovare i gol bisogna avere la cattiveria, ci sono state delle situazioni molto interessanti che se fossero state accompagnate da una cattiveria giusta sarebbero state dei gol. Loro hanno tutta la mia fiducia, sia Terranova che Ganci e Vassallo, per cui devono stare molto tranquilli e i gol arriveranno. È chiaro che se siamo un po' più cattivi e ci crediamo per primi noi, arriveranno prima. Mi sono piaciuti Mannino e Ganci, hanno dato una scossa emotiva sia alla squadra sia ai ragazzi che poi sono subentrati perché si va capendo che tutti siamo importanti, che tutti possiamo giocare e che nessuno è tagliato fuori nella mia rosa, quindi in allenamento devono essere pronti perché da un momento all'altro tocca a loro. Oggi è toccato a Gancio e Mannino e sono veramente molto soddisfatto di come hanno risposto. Non dimentichiamo che avevamo 5 under in campo. Queste sono le partite più facili da preparare perché il Pro Favara è una squadra fortissima, accreditata a vincere il campionato. Noi andiamo là a giocare la nostra partita, a pesare il nostro valore con grande tranquillità, sapendo che i favori del pronostico stanno tutti dalla loro parte. Nell'arco dei 90 minuti penso che il risultato di pareggio sia il risultato corretto. Sembrava una sfida Davide contro Golia, bastava guardare gli organici e i giocatori blasonati e di categoria superiore che annoverava lo Sciacca contro un Castellammare che ha schierato sin dall'inizio 5 under, per cui dico, sembrava una sfida impari. L'inizio della partita lo Sciacca è partita sprombattuto, poi noi abbiamo preso le misure e devo dire che nel secondo tempo la squadra è anche uscita bene. È la classica partita che potevamo vincere e potevamo perdere, perché abbiamo avuto anche noi le nostre brave occasioni. Alla fine va bene il punto, in queste partite è meglio sempre non perdere e muovere la classifica. Dispiace non aver potuto approfittare di alcune occasioni per battere questo organico così importante qual è lo Sciacca e raggiungere la vittoria casalinga, però per non di meno, ripeto, il nostro obiettivo è la salvezza, quindi l'importante è muovere sempre la classifica. Poi nel percorso di crescita devo dire che oggi la squadra ha dimostrato grande compattezza, ha giocato con grinta, con ardore agonistico, ha giocato devo dire alla pari contro lo Sciacca perché non ho visto nessuna supremazia territoriale particolare, magari un passesso di palla maggiore dello Sciacca ma non ricordo grandissime parate del nostro portiere, quindi alla fine dei 90 minuti accettiamo di buon grado il pareggio. Secondo me Concialdo andava espulso prima perché aveva fatto un fallo analogo a quello per cui ha avuto la seconda ammonizione, quindi poteva andare fuori prima e a quel punto, avendo più tempo a disposizione, potevamo anche insidiare maggiormente la portata dello Sciacca. La posta era in palio molto alta, noi venivamo dalla sconfitta di Casteldacce e volevamo ripartire per raggiungere il nostro obiettivo. Lo Sciacca aveva cambiato in settimana l'allenatore e voleva, appunto dopo la sconfitta interna con l'Atletico di Palermo, ha cercato di ottenere la posta in palio piena, però quando due squadre vogliono vincere alla fine poi ne viene fuori un pareggio che secondo me è il risultato corretto, ci consente di raggiungere quota 6 come ho detto e rispetto a quelle che sono le nostre ambizioni di classifica devo dire che siamo assolutamente in linea con i programmi. Ora arrivano le sfide difficili, quasi proibitive, domenica andiamo a Favara e quindi cercheremo di onorare l'impegno sapendo di trovare davanti una vera e propria corazzata. Mister Bognanni, parto col dirle che la Super Giovane Castelbuono oggi ha dominato la gara andando poche volte in difficoltà, però soprattutto i primi due gol sono nati con una cosa che lei chiede molto, il recupero alto. Sì, oggi abbiamo fatto una buona partita, i ragazzi stanno lavorando bene, già venivamo da un percorso abbastanza importante, stiamo lavorando sotto tutti i punti di vista,
Oggi la squadra ha fatto di nuovo un'altra grande prestazione, abbiamo giocato mercoledì, a distanza di 3 giorni abbiamo ripetuto un'altra buona prestazione. I ragazzi lavorano, c'è un bel gruppo, lo dico sempre, c'è una bella intesa, la società è unita, non ci fa mancare niente e oggi i 2 gol sono nati su un pressing altissimo. Noi facciamo una pressione altissima perché sappiamo come fare, i ragazzi lavorano bene, lavorano tanto anche a livello fisico, se c'è da fare una corsa in più per il compagno la fanno e poi dentro il campo si trovano a meraviglia. Ripartiamo da qui, oggi sapevamo che affrontavamo un buon avversario, un avversario allenato bene, un avversario che ha come noi l'obiettivo della salvezza. I primi 35 minuti sono stati spettacolari, abbiamo costruito tanto, poi abbiamo rischiato su una ripartenza, ma la squadra poi subito ha ripreso il gioco, ha macinato il gioco, abbiamo fatto il primo gol, il secondo tempo poi abbiamo raddoppiato e da lì la partita è andata in discesa. Ripartiamo da qui, non abbiamo fatto niente, dobbiamo lavorare con umiltà perché abbiamo tutti sempre da dimostrare giorno dopo giorno e cerchiamo di lottare partita dopo partita. Prossima partita contro il Marineo, mister, ci sarà lo stesso approccio che ha visto oggi contro l'Aspra? Ma noi abbiamo un'identità, noi giochiamo in casa, giochiamo fuori casa, ci alleniamo sempre in un campo lontano da Castelbuono, giochiamo sempre in un campo lontano da Castelbuono, quindi non è un problema per noi in casa o fuori casa. Noi abbiamo la nostra identità, andiamo a giocare alti, andiamo a prenderli, abbiamo le nostre uscite, lavoriamo nella fase di possesso, nella fase di non possesso, durante le transizioni, quindi qualsiasi avversario noi cercheremo di fare la nostra partita, sempre rispettando tutti. Sappiamo che è un campionato difficile, sappiamo che dobbiamo salvarci, quindi già anche testa alla prossima partita perché, ripeto, il Marineo è una buona squadra, ha giocatori di categoria e sappiamo che dobbiamo andare a fare una battaglia sportiva. Grazie mister Bognanni, in bocca al lupo per il futuro. Grazie a voi e un applauso soprattutto anche ai tifosi della Super Giovane Castelbuono che stanno facendo un po' di sacrifici, che vengono a vederci qua a Geraci, però ci spingono, ci stanno vicino. E poi la società che non ci fa mancare niente è i ragazzi. I ragazzi, i complimenti vanno a loro perché lavorano tanto e hanno tanta voglia e determinazione. Sono qui con l'Ejonel Javier Belecco. Oggi hai fatto un grande recupero alto, come chiede molto spesso mister Bognanni, e si è andato a segnare, anche complice l'errore da parte del portiere Demiere, però il tiro era veramente forte. Emozionato dopo il gol? Certo, sì. Era bisogno di fare gol e di finire una partita con gol. Di tanto sacrificio che stavo facendo, mi meritavo fare i gol e oggi è arrivato, quindi sono felice. Super Giovane Castelbuono, unica squadra imbattuta in tutte le 2 competizioni del girone A. Come te lo spieghi questo? Niente, il sacrificio di ogni giorno, di ogni settimana, però dobbiamo essere calmi che ancora non abbiamo fatto niente. Passo passo, piano piano, come diciamo in Argentina. Prossima sfida contro il Marineo, come si approccerà questa gara secondo te? Niente, ora riposare, pensare in questi 2 giorni di fare un buon riposo, quando si entra si penserà in questa partita, però come sempre dobbiamo vincere. Raffaele Palazzo, difensore centrale dell'Aspra. Raffaele, giovane Castelbuono che è riuscita oggi a battervi, però voi in alcune circostanze avete sfiorato anche il vantaggio con... Sta per ricominciare adesso il secondo tempo fra Panormus e Fortitudo Bagheria. Primo tempo è terminato 2-0 per i padroni di casa. Occhio, possono anche lanciare, sono 4 qua. Vediamo come approccerà questo secondo tempo la Fortitudo Bagheria, sotto di 2. Lancio lunghissimo, inizia così, la prima palla forse un po' buttata da parte della Panormus sul calcio d'inizio. Federico, palla lunga a spazzare il solito Mattaliano. Fazio bene a lottare, adesso serve Imperato che si trova però in posizione irregolare. Ferrito lunghissimo, Liga sempre con la testa a rotolo, poi Geraci, lotta Ferrito sulla fascia destra,
Bellingarda, Fazio voleva cercare Imperato, chiuso bene la difesa della Fortitudo. Rotolo per Mineo, chiuso bene dall'ottimo intervento di Profeta, che poi forse voleva il calcio di punizione come tutta la panchina della Panormus. Non c'è nulla, secondo il direttore di gara. De Giorgio lascia la battuta a Costa. Intanto nella Fortitudo segnaliamo l'ingresso del numero 20 Padovano. Lotta Ferrito con Imperato. Laterale Panormus. Spazza lungo, bene Cicalese. A lottare Padovano. Fa fallo su Mattaliano secondo il direttore di gara. Punizione Panormus, se ne incarica Liga. Occhio a quello che è in mezzo, Ale, occhio l'otto. Lunghissima per Imperato con la testa. Costa non riesce a tenerla in gioco anche col pressing di Fazio. Con le mani viola. Lunghissima palla dentro, Fazio non arriva, Costa con la testa. Forse c'era un fallo di mano, poi De Giorgio sul lungolinea la tiene in campo. E Liga a spazzare, poi De Giorgio non tiene la rimessa laterale per i suoi e la regala alla Panormus. Appena la palla è tira, attaccate fuori. Fiola lungo con la testa, Geraci, Fazio, poi arriva Imperato che non riesce a controllare perché Cicalese ha chiuso alla grande. Viola con le mani. Imperato a lottare in area di rigore. Fallo in attacco da parte dell'11 della Panormus. Subito cambio dopo appena 4 minuti di gioco del secondo tempo. Entra per la Panormus il numero 16 Quattrocchi. Esce col numero 4 Salvatore Profeta. Forti Andri. Avanza il più possibile, Gio. Federico. Palla lunga, stoppa bene. Rotolo. Padovano non riesce a girarsi su Mattaliano che lotta. Fa poi fallo il neo entrato Padovano su Cutrona. Oltre il raga che è preciso. Mattaliano. Palla lunghissima, staccare Bellingarda. Prima di lui lo Presti. Adesso Ferrito, lungo, De Giorgio non controlla, Viola con la testa. Quattrocchi la gioca con Imperato, Viola col tacco, non la tiene per Mineo che gioca su De Giorgio. Poi c'era un fallo, ma Cutrona esce ancora alla grande dal centrocampo, grandissima partita dell'8 della Panormus. Boatta poi lascia che la palla termini
in rimessa laterale. La Fortitudo restituisce palla ai padroni di casa. Presti Giacomo lunghissimo, aveva quasi riconquistato la palla a rotolo. Ferrito spazza via sul pressing di Cutrona. Liga, attento ancora una volta su De Giorgio. Rotolo al volo a servire Padovano. Esce il portiere, esce Prestigiacomo e forse c'è fallo in attacco. Fallo in attacco di Padovano su Prestigiacomo. Da qui sembrava quasi il contrario per il direttore di gara, invece fa fallo in attacco il 20 della Fortitudo Bagheria. Rotolo col mancino avanti, ancora Padovano a lottare, che comunque è entrato bene in partita, sta aiutando il partner d'attacco De Giorgio contro Mattaliano e Liga, due centrali molto fisici. È rimasto a terra però in questo caso il 10 della Panormus Geraci. Punizione Panormus, Mattaliano lunga, la tiene in campo, benissimo Imperato con una bella giocata. Bellingardo dietro, Viola, Fazio, gioca bene la Panormus. Bellingardo, salta Cicalese e serve Fazio, palla dentro. Tocca Federico ma non riesce a tenerla dentro. Calcio d'angolo ora per la Panormus, che vuole andare a chiudere questo match. Sempre il solito Bellingardo che si incarica praticamente di tutti i calci piazzati della sua formazione. Palla corta a scambiare. Stavolta la mette col destro dentro. Non arriva Fazio, arriva Mattaliano che la ributta dentro. Spazza bene la difesa della Fortitudo. Con le mani ancora dentro, veloce Mattaliano. Stop, quattro occhi, sombrero. Spazza via poi bene Ferrito. Padovano a lottare, Cutrona a recuperare. Geraci a mettere ordine. Bella finta di corpo di Cutrona. Adesso con la suola, esterno, Fazio a puntare Cicalese. Cutrona voleva forse poi un fallo, anche la panchina della Panormus chiedeva qualcosa in più e intanto Liga ha fatto l'ennesimo intervento della sua partita su Sardina. Si scontrano Padovano e Rotolo. Lancio lungo, Fazio non arriva a spizzare. Costa sbaglia il controllo. Fazio serve Bellingarda che in scivolata non riesce a concludere al meglio. Poi Cicalese a spazzare. Boatta con le mani, palla dentro. Geraci forse ha toccato con la mano. Federico sempre lungo, sempre a cercare De Giorgio. Boatta spazza via, Fazio, sempre la solita giocata, Imperato, arriva Bellingarda, è uscito bene Federico. Fazio sta facendo veramente una bella partita di sostanza, tante sponde per l'inserimento dei compagni. Quattrocchi qui butta il pallone, palla nelle mani di Federico. Cicalese sbaglia il lancio, Bellingarda per Fazio che voleva servirlo con un colpo, riservirlo con un colpo di tacco. Qua poi viene chiuso Imperato.
Boatta, lunghissima dentro, spazza via la difesa della Fortitudo, a lottare Bellingarda, esce col pallone Mineo, ancora Geraci, l'aveva riconquistata solo per un attimo, Mineo per De Giorgio che col tacco la via Padovano, ha chiuso Viola, De Giorgio però esce molto bene con un tocco per Sardina, sale l'avanzata della Fortitudo, si arrabbia molto il mister della Panormus. Fortitudo vuole fare di tutto per riaprire questa partita. Andrà Costa con le mani, palla lunga con la testa spizzata da Padovano, spazza via poi Geraci, sale il pressing dei rossi, Ferrito con le mani, palla dentro, sempre il solito cross al centro, poi Mineo, palla per Rotolo che aveva riaperto la partita, c'è fuori gioco secondo il direttore di gara, però il tiro cross di Mineo si era trasformato praticamente in un assist per Rotolo. Per fortuna della Panormus, fuori gioco. Fazio con la testa, bella sponda, l'ennesima per Imperato, ha chiuso bene Costa. Occasione comunque da una parte e dall'altra, la Panormus per chiuderla, la Fortitudo per riaprirla. Palla che arriva dentro, nessuno la prende, ha spazzato per Lopresti, a lottare Padovano, Boatta con la testa spazza via, Mineo può servire Sardina, Liga sempre attento, Viola poi con la testa, col tacco Geraci a lottare, Viola esce benissimo da questo pressing della Fortitudo a centrocampo e guadagna rimessa laterale. Andrà proprio il 2 a battere, palla dentro, non arriva Imperato con la testa, poi Geraci al volo, Lopresti spazza via e riparte il contropiede dei rossi con Padovano, ma Taliano forse è diventata un pochino scomposta e infatti aveva dato il vantaggio il direttore di gara. Adesso c'è punizione per la Fortitudo Bagheria. Si incaricherà il solito Costa. Raga, uno che aiuta Totina, raga! Raga, uno ci sta attaccato e l'altro copre, Toti! Sardi! Copri, Sardi! Devi coprire! Mettiti più centrale e copri! Solito Costa a incaricarsi della battuta, palla dentro, era salita bene comunque la difesa della Panormus per la trappola al fuorigioco, palla terminata fuori. Signore! Vai Samuele, vai, Prestigiacomo guadagna tutto il tempo che può, ancora mezz'ora di partita alla fine. Con la testa, Quattrocchi non arriva neanche Bellingarda. Fazio però fa un'ennesima sponda per l'inserimento di Cutrona. Il gioco comunque la Panormus è molto incentrato su queste sponde di Fazio, che fa un po' da pivot, da boa. Stavolta ha colpito l'arbitro, si ferma l'azione della Fortitudo Bagheria, stavo dicendo, fa un po' da pivot là davanti per gli inserimenti dei vari Bellingarda, Cutrona, Imperato, che fanno molto bene questo lavoro. De Giorgio chiuso da Boatta e anche da Quattrocchi. Bellingarda qui sbaglia forse il primo pallone della sua partita all'alba del 60° minuto. Boatta non arriva con la testa, ma Taliano spazzare. Imperato con lo stop. Costa chiuso bene, non c'è fallo. Imperato, Viola stavolta non è riuscito a tenere la palla dentro l'11 della Panormus. Costa lungo, Mineo spizzare, Padovano a lottare con Liga, Rotolo
non riesce a gestire bene questa palla. Boatta la copre. Prestigiacomo esce tranquillo con le mani e andrà al solito rilancio lunghissimo, sempre a cercare il solito Fazio, il solito numero 9 che si gira, la mette sul destro, chiuso bene da Cicalese. Rotolo controllato con una mano secondo il direttore di gara. Calcio di punizione per la Panormus. Mattaliano, palla lunga, il solito Fazio a staccare, stavolta non arriva. Quattrocchi, gioca per Cutrona. Pressato da Mineo e da Ferrito. Ha recuperato palla il capitano del Bagheria che spazza lungo velocemente per Padovano. Prestigiacomo, sempre attento, sempre al limite della sua area, per cercare di evitare che queste palle lunghe del Bagheria possano diventare pericolose per la sua difesa. Imperato, che palla che ha messo per terra. Fazio, la sponda. Prende fallo al limite dell'area. Il solito Bellingarda è già pronto, anche con Fazio per terra, ad andare a battere questa munizione. Signore il pallone! Signore il pallone! Bellingarda. Vediamo, stavolta parte sempre lui. Bellingarda comunque uno specialista dei calci piazzati. Ha beccato un incrocio dei pali clamoroso nel primo tempo e anche in questa occasione ha sfiorato la traversa. Quattrocchi a lottare con Piraino. Rimessa laterale Panormus. Viola con le mani lunghe, Fazio non arriva, spazzato Cicalese, Padovano a combattere. Bella ruleta di Cutrona che gestisce palla, tiene dentro e guadagna anche calci di punizione. Grandissima partita dell'8 e la Panormus. La palla è solito Mattaliano, dentro, palla spazzata via. Quattrocchi non recupera. Fricano guadagnato laterale. Costa, Padovano, spalla alla porta, riserve Costa, pressato a Bellingarda, Viola ha chiuso. Costa con le mani, si era inserito Fricano, non è arrivato. Gioca forte! Dobbiamo prendere di testa noi! Oh! Noi! Lunga Mattaliano, sempre a cercare il solito Fazio. Ferrito con la testa. Cutrona a conquistare laterale.
Al volo Fazio. Là fuori. Costa lunga, non arriva né De Giorgio né Fricano. Va bene, due, va bene, va bene. Va bene, cammina. Viola con la testa Costa a lottare Viola Angolo! contro Costa, l'ha tenuta in campo Federico. Lunga, De Giorgio non controlla, intervento forse a gamba tesa su Bellingardo. La rimessa è comunque per la Panormus. Chi se lo presti? Secondo. Viola ancora con le mani per Geraci che lotta e guadagna rimessa laterale. È verde! Palla dentro Fazio con la testa. Federico. Giallo poi per Bellingarda che ha spinto l'estremo difensore della Fortitudo. Guarda ancora l'avanzata! Federico alla lunga, chiuso Boatta, spazza altissimo Viola in cielo. Bravo Simo! Ancora un grandissimo stop di Imperato, sempre Imperato sul pallone, dentro Bellingarda! Non è fuori gioco, secondo direttore di gara. Bellingarda fa doppietta ed è 3-0 Panormus. Oh, andate via! Stanno un po' scaldando gli animi adesso. 6 metri fuori gioco, 6 metri! No. Non ti preoccupare. Non giocate la palla, sono da guardare la partita. Non replicare più, ok Fede? Non replicare più. Partita adesso in salita per la Fortitudo. Fricano fa fallo qui su Liga. Adesso risultato pesante per la Fortitudo che aveva iniziato comunque bene questa partita. La Panormus però poi è uscita dopo i primi minuti e ha avuto nettamente più occasioni, quindi il 3-0 in questo momento è meritato. Mattaliano in qualche modo l'ha stoppata.
La butta però in questa occasione, è rimessa laterale per la Fortitudo con Costa. Piraino gioca dietro a Federico, rivorrebbe palla Costa, vediamo che fa Federico. Serve adesso Piraino, ora Costa sulla fascia sinistra. Palla lunga dentro per Inzarauto, che forse dà un calcetto a Boatta. Ammonito anche il 18 dei rossi. (72esimo minuto). La Panormus adesso probabilmente gestirà il vantaggio fino al termine della partita. Intanto si è accasciato a centrocampo la punta dei padroni di casa Fazio. Probabilmente uscirà, lo accompagna poi Cutrona. Sì, esce Fazio, entra con il numero 17 Trapani. Battagliano, palla lunghissima, Cutrona la mette dentro, Bellingarda è andata a lottare con Cicalesi e con Federico. Proprio Federico l'ha fatta sua, ha spazzato su Padovano a combattere con Liga. Mineo è uscito bene con la suola. Fallo del capitano della Panormus sul capitano della Fortitudo. C'è adesso la punizione a 3 quarti campo, importante per la Fortitudo, per dare almeno qualche speranza ai suoi. Mineo e Costa sul pallone. Costa finta, Mineo colpito in pieno Geraci, ma c'è un calcio, c'è un fallo di mano di Geraci e quindi ennesima punizione per la Fortitudo, stavolta un po' più avanzata. Calcio di punizione. Vediamo se andrà nuovamente Mineo e Costa farà nuovamente la finta. Sì, ancora Mineo. Palla altissima. E c'è il cambio per la Panormus. Esce non esce Bellingarda come sembrava, ma esce il numero 10 Geraci al suo posto. La Motta. Davide, ci sono più di 15 minuti, devi fare 2000. Il gol si fa subito qua. È entrato nella Fortitudo anche Kinsi. Piraino a lottare. Costa sbaglia il pallone proprio per il neo, è entrato Kinsi, che non poteva certamente tenere in gioco questo pallone. Viola, Imperato, bella palla di Viola per Bellingarda, poi al volo
È partito intanto Kinsi sulla fascia sinistra, sbaglia la giocata, aveva provato al volo la Motta. Viola con le mani, Kinsi a lottare con Bellingarda che la mette fuori. Proprio Kinsi andrà con le mani probabilmente dentro. Con la testa. Si lotta a centrocampo. Piraino. Mineo. Ne salta uno, ne salta due. Suola su Quattrocchi. Ancora Kinsi. Quattrocchi ancora a lottare. Su Kinsi. Rimessa laterale ancora per la Fortitudo. Spazza fuori la palla Liga. Altro cambio per la Fortitudo. Esce De Giorgio col numero 9. Entra in campo col numero 19 Sorbello. Dai Daniel! Esce col numero 7 invece per la Panormus Bellingardo, autore di una grandissima partita. Entra col numero 13 Porracchio. Nella Fortitudo è entrato anche il numero 16 Morello, è uscito invece il numero 8 Piraino. 78 sul cronometro. Spazza Costa. Spazza poi a sua volta Porracchio. Sparito intanto il pallone, è appena riapparso. In tutti i modi la Panormus cerca di perdere giustamente tempo. Kinsi ha chiuso bene Imperato. Con la testa Padovano. Mineo non riesce a gestire questa palla. Trapani lancia Imperato. Se n'è andato il numero 11 la Panormus. Tenta il tiro col mancino. Troppo leggera questa conclusione per mettere in difficoltà Federico, che ora la lancia. Cutrona non arriva. Prende bene poi la punizione Porracchio. Il solito Mattaliano, buttare palla avanti. Forse troppo lunga, si impegna comunque Trapani. Non c'è nulla, secondo il direttore di gara. Costa. Preso probabilmente un calcio da Imperato. Non c'è nulla secondo l'arbitro. Partita che adesso giustamente si è abbassato un po' di ritmo dopo il 3-0 della Panormus. La Fortitudo non è riuscita a rendersi pericolosa. Esce anche Cutrona, un altro dei ragazzi che oggi hanno fatto veramente una grande partita, col numero 8, ed entra in campo col numero 14 Provenza. Laterale per Viola. Imperato. Finita di corpo, belli, Imperato mette dentro. Non si è inserito né Trapani né Quattrocchi e la palla è terminata in rimessa laterale dall'altro lato del campo. Cicalese lunga con la testa la Motta.
Mineo non lo prende nessuno, lo prende poi Quattrocchi in un secondo momento. Corracchio non arriva, spazza la Motta, Costa poi stoppa. Ennesimo giallo per la Panormus, stavolta per Imperato, che è già forse al terzo fallo della sua partita. L'ha veramente cercato e ricercato questo giallo, che poteva tranquillamente evitare. Mineo si incarica lui della punizione, forte dentro, tutti per terra, 2 giocatori della Fortitudo per terra, non c'è nulla per l'arbitro, ha fatto la palla sua prestigiacomo. Chiede alla sua squadra di salire, Quattrocchi con la testa, Imperato ancora a lottare con Costa, esce bene Federico, palla lunga, non stoppa nessuno, adesso Padovano a servire il suo compagno di reparto, non Trapani, ma Fricano. Non è riuscito però a controllare il 17 della Fortitudo, poi buttato palla in un secondo momento Costa fuori dall'altro lato. Lotta Ferrito con Trapani ancora a lottare anche col capitano della Fortitudo Mineo, che però è uscito molto bene, poi guadagna fallo sul pressing di La Motta. Esce intanto anche Imperato ed entra col numero 18 Chinnici. Madonna, il tocco lo metti dentro l'aria. Metti dentro l'aria. No, non via. Andrà Ferrito a battere questa punizione. Ultime speranze per la Fortitudo di riaprire la partita. Palla dentro, non arriva nessuno. Spazza La Motta. Poi Cicalese. Si lotta alla 3/4 della Panormus. Trapani con la testa. Chinnici ad allargare per Trapani. È salito Boatta. L'ha visto Trapani. Forse la palla è un po' troppo lunga. Si è impegnato comunque il terzino dei Verdi, che non ha smesso un secondo di correre in questa partita. Federico, bel rilancio, La Motta con la testa. Rimessa laterale. Ancora La Motta con la testa. Trapani a stoppare, Chinnici a giocarla. Adesso Quattrocchi, è partito Trapani, non l'ha visto Quattrocchi, adesso sì. Se ne è inventato una bella palla Quattrocchi. Costa però è stato attento, Mattaliano poi anche con una bella giocata in rovesciata a difendere. Trapani con la punta, Chinnici forse fermato con un fallo non secondo l'arbitro. Palla davanti, Liga, ennesima chiusura, Kinsi poi a buttarla via. Non è riuscito a servire Fricano, esultano i centrali della Panormus come se avessero fatto un gol. Ennesima bella chiusura di Liga. Mattaliano, lunga, spizzare Chinnici. Costa a lottare con Trapani. Guadagna calcio di punizione, scusate, il 14 del Bagheria Andrea Costa. Alla lunga, Fricano non arriva, La Motta a lottare con Mineo. Trapani fermato poi con un fallo da Ferrito, che forse ha qualcosa da ridire al 17 della Panormus.
Battagliano, sempre lui sulla palla. Dentro, non arriva Chinnici. Africano a servire. Padovano che non la tiene dentro. Aveva comunque chiuso bene Liga. Viola avanti con la testa, la difesa della Fortitudo. Fallo poi probabilmente di Padovano su Liga. Battagliano, palla lunga, Ferrito con la testa su Trapani, si impegna il 2 della Fortitudo, calcio d'angolo per la Panormus. 3 minuti alla fine. No, non lo so se da recupero. Calcio d'angolo Panormus. Rasoterra. Cicalese. Palla lunga. Ha chiuso bene la lotta. Chinnici a lottare con Costa, che si stava rivelando veramente un bel giocatore lì dietro per la Fortitudo Bagheria. Girata la palla su Ferrito che l'ha tenuta dentro. Trapani, bell'intervento difensivo del 17 la Panormus, e gioca ora la palla su Chinnici. Non sale Viola in pressing, Sorbello si impegna. Laterale per la Panormus. Andrà Provenza con le mani. Lunga Provenza, Chinnici con la testa, la sfiora, la tocca solo per un attimo. Federico Lunga, partita che comunque ormai sta per volgere al termine. La Panormus ha fatto una gran bella prestazione di sostanza, di volontà, di qualità, soprattutto col suo centrocampo. Qua la Motta è entrato molto bene in partita, il 15 della Panormus. Altra bella giocata al centrocampo, ma certamente i padroni di casa hanno un gran bel centrocampo. La Motta comunque è entrato alla panchina, Cutrona, Bellingarda, veramente un bel reparto. Anche Profeta ha fatto una bella partita. Quattrocchi, poi qua ci prova lontano, deve iscriversi anche lui al registro dei marcatori. Cicalese, Sorbello a lottare, ha staccato benissimo Porracchio. Kinzi l'ha fermato bene, Viola è scivolata. Sorbello la tiene in gioco contro Chinnici, che però lotta e la tiene. La gioca ancora Sorbello, non c'è nulla per il direttore di gara. La partita così è stata. 4 di recupero. Sorbello l'ha toccata, Porracchio fuori con la testa, ancora Porracchio per Quattrocchi che la tiene, spazza via poi il 13 della Panormus. Porracchio, i piedi proprio di Federico che fa l'ultimo lancio probabilmente per i suoi. Kinzi sulla fascia sinistra, porta avanti la palla il 13, mette dentro il volo, ha provato Insarauto, bella la parata di Prestigiacomo. Mineo
Ferrito, palla dentro, Viola soltanto sfido con la testa, Sorbello in area di rigore, la mette sul destro e prova, palla che arriva a Kinzi, Davide Kinzi col numero 13 dà una piccola speranza, comunque fa il gol della bandiera per la Fortitudo Bagheria. 3-1 adesso il punteggio, quando manca veramente pochissimo alla fine di questa partita. Tre minuti alla fine e la Fortitudo Bagheria ha fatto il gol, possiamo definirlo, della bandiera, che ormai manca veramente pochissimo alla fine della partita. Viola con le mani lascia la battuta a Mattaliano. Arriva a te chi? Non arriva Kinzi, non arriva Chinnici. Costa con le mani a giocare per Mineo. Ora Cicalese, Ferrito sulla fascia destra, pressato alla Motta, è passato il terzino destro del Bagheria in Sarotopo col tacco, rimessa laterale per la Fortitudo che ci crede comunque. 1,5 alla fine, spazza via Quattrocchi, vediamo se darà anche qualche secondo in più il direttore di gara per il gol degli ospiti nel recupero. Federico, la Motta ancora attento, Ferrito, palla dentro, Mattaliano con la testa, la Motta anche lui, Trapani a lottare con Federico, con Ferrito e guadagna calcio di punizione che fa salire i suoi, fa respirare la Panormus, che a 1 minuto dai 3 punti. Mattaliano spazzalungo, finisce a lottare con Kinzi, colui che ha riaperto la partita o comunque ha dato qualche speranza ai suoi. Proprio lui con le mani, Sorbello col petto, non la riesce a tenere. Calcio di punizione per la Fortitudo. Palla lunga di Costa in area di rigore della Panormus, ha staccato ancora Mattaliano. Trapani a lottare e finisce qui. La Panormus conquista i 3 punti in casa contro la Fortitudo Bagheria per 3-1. Un saluto da Davide Sgroi.